Non soltanto grotte naturali ma anche grotte artificiali. Qui siamo a Campea e c'è una miniera di lignite, questa che ho in mano. Si tratta di lignite fossile che l'uomo ha imparato a estrarre e a lavorare per sostituire con la forza del vapore quella che era stata fino a quel momento la forza idraulica, anche per far andare lanifici, per far andare gli altri opifici della nostra vallata. E, è interessante questa miniera perché abbiamo il racconto dell'ultimo minatore. All'interno vedremo in un centinaio d'anni si sono formate delle concrezioni e anche c'è della vita animale, quindi è possibile capire anche come l'uomo interviene scavando all'interno della montagna e come poi la natura entra e si appropria di questa montagna. E allora caschetto e dentro. Andiamo. Per esplorare questa miniera non basta una torcia. Non essendo un percorso segnato né monitorato, conviene accompagnarsi con un caschetto solido e qualche buon consiglio. Cristina, queste sono delle piccole stalactiti. Sì, come ti dicevo, queste si sono formate in poco più di 100 anni ed hanno una colorazione che, come puoi vedere, è diversa da quella che abbiamo visto nella grotta del Ciclamino. È un altro tipo di minerale. Perciò qua dentro la gente lavorava, veniva qui per scavare. Sì, sono venuti a lavorare qui senza casco, all'epoca non usava, prendevano la lignite e poi una volta fuori veniva lavorata, lasciata asciugare e poi utilizzata. Si passa dal bianco al giallo delle pareti, ma non è oro, è sempre calcare. All'interno della miniera è possibile imbattersi in vari anfibi, come salamandre e rospi, ma i veri principi dell'oscurità sono loro, i pipistrelli. Tutto questo cunicolo è stato aperto a candelotti di dinamite e a colpi di piccone. La miniera continuerebbe per diversi metri, ma noi decidiamo di tornare indietro. Tempo di vuotare gli stivali dall'acqua e ci muoviamo alla prossima grotta. Qui siamo alle Marzolle di Follina ed esiste una cava di macine chiamata Busa Scalona. Ma in cosa consiste? Questa cava esiste almeno dal 600 e estraevano proprio le ruote che servivano a far andare le macine dei vari mulini della Valmareno. Sono nate però anche delle leggende. La Busa Scalona è stata per molti anni il posto dove le mamme venivano a prendere i bambini quando nascevano, secondo le narrazioni che si facevano ai bambini. Perciò quello che prendevano. Quello che prendevano. Mettevano i soldi sotto la pancia fino a che avevano al 9° mese raccolto i soldi necessari, venivano qui, davano i soldi alla vecchia della Busa Scalona e lei dava un bambino a caso fra quelli che aveva in deposito all'interno della grotta. Ci inerpichiamo lungo un ripido sentiero, ma arrivati in cima possiamo dire che ne valsa la pena. Questa è una rara cava verticale, simbolo di un passato che difficilmente tornerà. Un tempo in cui i mulini con le loro macine, mosse dall'acqua, trasformavano il grano in farina. Quelli che vedete nella roccia sono i segni delle macine che gli scalpellini ricavavano. Concludiamo qui la nostra esplorazione e cerchiamo sulla carta un nuovo punto da cui partire.